Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti ad una nuova live, questa volta di Reni Retro, anche se il cappellino è quello di Goody Music. Adesso provvederò anche a cambiare la intro che avete appena visto, la scritta qui Back to the Vinyl va levata, la intro Reni J diventerà Reni Retro a seconda di quello dell'argomento della live, della diretta. E quindi queste sono tutte cose che devo lavorare a un nuovo logo che lì vedete c'è ancora il panno del giradischi Reni J, quindi anche quello andrà sostituito a seconda della diretta, però sono tutte cose che le sto facendo piano piano, vediamo un po' quanto piacciono questi video, l'indice di gradimento eccetera, se conviene andare avanti, se conviene modificare qualcosa. Allora, oggi, come ho scritto nella descrizione di questa live, dobbiamo fare l'unboxing di questo scatolone, però poi mentre mettevo questo qui, preparavo questo qui, che è uno scatolone effettivamente che sembra nuovo, ma dentro c'è roba che sta ferma da tanti anni, quindi diciamo la scatola fuori è nuova, ma il contenuto è preso da una capsula del tempo, diciamo, perché l'altra scatola ovviamente era un po' rovinata dal tempo, appunto. E poi c'è anche questo qua che l'ho trovato piano piano, allora ho detto vabbè, aggiungiamo una scatola all'ultimo e vediamo un po' la diretta, vediamo un po' dove ci porta. E io direi, ciao Willy, benvenuto Willy. Un saluto anche a Luca. Allora, vediamo iniziamo da questa qui, da questa scatola più piccola, poi andiamo su quella più grande. Allora, qui c'è il mondo. Allora, ovviamente Reni Retro. Guardate, c'è pure la telecamera piccola, vedete questo? Già dovreste aver intuito cos'è, Chi segue retro computing già dovrebbe aver capito. Lo scarpone, ovvero l'alimentatore originale del Commodore 64. Ok, guardate com'è tenuto, poco di polvere, ma è tenuto uno spettacolo. Quindi questo è l'alimentatore originale del Commodore 64, tra l'altro con la spina italiana, quindi non con la Siemens. Ok, guardate, alimentatore originale del Commodore 64. Lo appoggio sulla sedia, ma sposto un po' la sedia così non ci dà tanto fastidio e andiamo avanti. Qui c'è un'altra scatola, questa. Una volta le scatole delle scarpe si usavano in tante maniere, adesso siamo abituati a buttare tutto, io invece ancora le scatole le conservo, però cioè anche questo era un utilizzo delle scatole delle scarpe. Qui ci torniamo dopo, che tra l'altro guardate qua, qui ci torniamo dopo, e dopo l'inglese per tutti della De Agostini, l'inglese per te, sempre De Agostini, cioè l'inglese per tutti, l'inglese per te. Questi li ha fatti vedere anche il buon amico Cusani. Joystick non a micro switch, attenzione. Ciao Fulvio, non a micro switch. Questi hanno le viti tutte arrugginite, però sono sicuro che se no, guarda, neanche lo provo a smontare. Autofire della Tencolec. Questi sono stati i miei primi joystick. Questi venivano dati insieme anche al VIC-20, molti negozi di computer e di giocattoli, perché come sappiamo dalla storia del Commodore VIC-20, andatevi a vedere il video di Nostalgia 80-90,
che parla della Commodore. In una mezz'oretta vi riassume la storia della Commodore. All'epoca la Commodore veniva distribuita anche nei negozi di giocattoli e loro facevano, ovviamente spingevano, oltre a venderti il Commodore 64 o il VIC 20, t'appioppavano tutta una serie di accessori, tipo, ecco, questo era inseparabile, il joystick. Poi calcolate che il VIC 20 ha una porta joystick sola, il 64 ce n'ha due. Io per giocare con mio padre in due contemporaneamente avevo comprato i Paddles con Seawolf, la cartuccia. Seawolf era un gioco di sottomarini, c'erano i due sottomarini sotto, andatelo a cercare su YouTube, c'è su YouTube il video di Seawolf, e niente, praticamente i due sottomarini dovevano sparare alle portaerei che stavano sopra. Diciamo era una rivisitazione pure di Space Invaders, se vogliamo, perché era i due sottomarini sotto sparavano verso l'altro, le barchette sopra. Non c'erano gli alieni, erano barche, insomma all'epoca c'era questa fantasia di cambiare gli sprite e quindi far diventare un gioco cambiando anche i colori. C'era il mare, c'era il cielo, quindi erano colori diversi, invece che esserci lo spazio, il nero era azzurro, blu, capito? E i sottomarini mi pare che erano bianchi. Cioè, sono tutti ricordi di quando io ero piccolo, diciamo. Quindi per giocare in due con il Commodore VIC 20 il miglior modo era con i Paddles, che si attaccavano due Paddles ad una sola presa del joystick, e quindi va bene, semmai la rivedi stasera su YouTube, tanto io lascio tutto lì, ok? Lascio tutto lì e vediamo un po' di parlare un po' di Commodore, di altro, di retro computing in generale. Guardate pure qui, non si tratta solo di Commodore, Questa è una vecchia radio portatile, guardate che spettacolo, vecchissima radio portatile, FM, AM, AM, FM, FM, MC, MC, MD, acceso, spento, spento, acceso, eccola qui, e poi dentro questa scatola basta così. Quindi io adesso questo rimetto dentro questo, poi ci diamo un'occhiata veloce a queste cassette. Allora, già vi ho fatto vedere l'inglese per te, c'era anche l'inglese per tutti, eccetera. Andiamo a vedere COM64, Stuntman, Stunt Girl, Stunt tutto. Qui purtroppo la focatura è un po'... Qui c'è Music Tree, Music Pack, lo scavatore, ma lo scavatore mi pare che era Montezuma, no? Comunque lo scavatore, questo è COM64, tra l'altro non c'è scritto neanche che numero, numero 9, perché c'è scritto qui, vedete, 9, e di qua COM64, numero 9. Non riesce a mettere a fuoco la super telecamera, ok. Questo invece è lato A, lato B, lato B, lato A, un po' rovinata sta cassetta, ma tanto queste io le recupero tutte, le pulisco. Lato A, lato B, lato B, lato A, lato C, lato D, 4 lati al prezzo di uno, chi più ne ha più ne metta. Qui dentro c'è Mackenzie, Eli Chase, Eli Map, Eli qua, Eli là, tutti Eli. Sommario, Fire to Life, guerre navali. Ma yeah. Purtroppo non mi mette a fuoco, guarda, è una cosa incredibile sta telecamera, un coccio mai visto. Go Games number 3, Go Games 3, Go Games, no, al contrario, Go Games number 3, ok? 7 videogames per Commodore 64, 4 videogames per C16 e plus 4. Traffico, Joy Fox, Rally, Tunnel. Vabbè, qui siamo proprio nella storia. Game 2000 numero 16, Game 2000 C64, C128,
lato A, lato B, lato C, lato D, 4 lati al prezzo di 3, 4 lati al prezzo di 3, Game 2000. Che spettacolo ste cassette. Oh, Pigiama Rama, gruppo editoriale Jackson. Pigiama Rama. Microgen, qui un po' di muffa c'è, ma tanto si leva. Microgen, questa comunque è Pigiama Rama originale, falsa, originale. I Magnifici 7, Special Play Games, introduzione, missione, le 7 prove, Rockman 2, i Magnifici 7 number 8, number 8, numero 8, via. Hit Parade number 18, Hit Parade numero 18, cassetta sempre con la carta arancione. Poi andiamo veloci qui, guardate un po', questo io sul 64 veramente ci ho giocato tantissimo, c'era anche su Atari, sull'Atari 2006 mi pare, c'era Silent Service, no sul 2006, sull'Atari Computer, non era sul 2006, comunque Silent Service era un bellissimo simulatore di sottomarino, ma proprio bello, e questo è Silent Service Video Games. Inserire la cassetta nel registratore, digitare load, premere il tasto play del registratore. Se ci fossero problemi di caricamento, riavvolgere la cassetta e riprovare, provare, poi ci si riesce, Match Day, famosissimo Match Day, sempre collana Video Games, Match Day, Commodore 64 128 64, Match Day, ok. Game 2000, mo vado un po' più veloce, ve le faccio vedere così. Game 2000, vi dico io, numero 12, Game 2000 numero 12, numero 12, via. Super C64 numero 8, lato A, lato B, lato A. Judo Croquet, altra cassetta che non si sa perché non c'è il titolo scritto grande, sicuramente è stata scritto in piccolo qui. Direzione responsabile Elvio Fantini, edizione società, vabbè sì, proprietà artistica e letteraria riservata, era tutto pirata qua, proprietà artistica e letteraria riservata. Compilation fatte, no, sempre questo è Com64 numero 32, con i giochi scritti a manina, con i giri del registratore. E qua c'era il Wolf, King Kong, Crazy Ball. E allora qui ci abbiamo nuova serie numero 3 di Super Game 2000, Baseball, Salva Bubu, i Magnifici 7 numero 11, Magnifici 7 Special Play Games, i Magnifici, che c'era pure i Magnifici 11, una cosa del genere. Special Play Games ne parli, ed eccolo qui, Special Play Games numero 8, lato A 64, lato B Spectrum era blu ovviamente, c'è blu, questo è proprio blu notte, lato B blu notte, Special Play Games B Spectrum 48K, lato A Commodore 64K, via. Super C64 numero 4, andiamo. Ciao Daniele, benvenuto. Ciao Daniele. Stiamo vedendo un po' di cassettine per Commodore 64 Turbo Games, che numero è di Turbo Games? Numero 4, Turbo Games numero 4. Attenzione, chi offre di più, e 1 e 2 me li tengo io. Super Game 2000 numero 9, queste poi le proverò tutte quante queste cassette, mi ci voglio divertire a ricaricarle.
Flashdance, questo sta dentro COM64 numero 3, COM64 numero 3, e qui dentro c'è Flashdance, piano, Smolli, E.T. Puzzle, Salve Amici, Pegaso, scacchi. Bah, scacchi può essere interessante. Scacchi può essere... Ciao Luca, ti ho menzionato Luca Cusani, grandissimo amico. Ti ho menzionato prima, allora ti faccio rivedere. Grandissimi Tencolec, i Tencolec. Quanti ne vuoi dei Tencolec? Io questi non li vendo più a numero, li vendo a peso. Via, via. Tencolec, ecco i Tencolec a chili. Questi si vendono a peso oramai, tutta sta roba, tutta a peso. Ciao Simone Cassini, DJ Yogi. Andate a seguire anche Simone Cassini dopo aver ovviamente messo il follow all'amico Luca Cusani e al suo canale YouTube. Andiamo avanti. Super Game 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, Spectrum 48K e Commodore 64. Quindi queste sono sempre le solite cassettine, lato A Commodore 64, lato B Spectrum 48K. Super Game 2000, c'era pure un sacco di roba, 10 giochi per C64 e C128, vedete ve ne ha scritto pure C128, ok, e Spectrum 48K e Spectrum Plus, e ci sono addirittura altri 10 giochi, ovviamente sono completamente diversi i nomi. Squadra speciale Alpha 3, sentite che nomi, Squadra speciale Alpha 3, cioè trappole, il gioco del 21, vabbè, cioè il gioco del 21 lo sappiamo giocare, le carte, vabbè, fuoco ora, Rocco, Jeep, il ritorno dei cammelli estinti, il ritorno dei cammelli estinti, cioè c'erano estinti, sono tornate, Camel, Dinosauro, Laser Mission, Aristide. A che giochiamo? Giochiamo Aristide. Questa era una bella collana. Oh, è successo un casino, attendete un attimo. Ok, no, mi si è aperta una finestra di un aggiornamento. Qui i PC si aprono 2000 finestre. Poche number 10 videogames, Logix, perle, lato A 48K, lato B CBM 64. Questo funzionava al contrario. Quindi leggiamo i giochi per 64 anche per Spectrum. Spectrum ora di punta, ci sarà un traffico incredibile perché ora di punta, voglio dire. Mr. Fantasy per 64, Space One, mentre c'è perle pure per il 48K per lo Spectrum. Ok, andiamo avanti. Ciao Gino Mici, benvenuto. Eh sì, joystick, voglio raccontare un aneddoto riguardo ai joystick. Io lavoravo da poco in Ericsson, era la seconda metà degli anni 90, no? E già diciamo i computer, i PC, i compatibili, quello che volete, i PC con Windows ed MS-DOS, Windows 95, più o meno quegli anni lì, stavano prendendo il posto dei nostri vecchi Amiga, dei nostri vecchi Commodore 64. Io vi dico che c'avevo un bustone della spesa, dentro ce ne saranno stati buoni una decina, misti tutti joystick Albatros, a cui io sono molto affezionato, che io ci tengo tantissimo, e c'era un'altra busta pieno di tanto materiale, perché io nella mia stanza, mia mamma ha avuto, la saluto mia mamma e mio papà che forse mi vedranno, io li menziono sempre, menziono più mio padre che mia madre, perché mio padre mi ha instradato di più, mi è stato più vicino diciamo, nell'apprendimento dei computer, di tutto ciò che c'è intorno ai computer. Mia madre invece aveva tanta pazienza, perché io arrivato a un certo punto c'avevo tutto un sacco di roba per terra
vi ricordo che io avevo solo per Amiga 7500 dischetti, per 64 più o meno altrettanti ce n'avevo, però i dischetti di Amiga, con tutto che erano più piccoli perché erano 3 pollici e un quarto, erano un po' più alti, occupavano un po' più di spazio. Io quelli del 64 dentro una scatola di scarpe, come vi ho fatto vedere anche l'altra volta con quei dischetti del Geos, calcolate che c'erano un paio di centinaia solo del Geos, con tutti add-on del Geos, quindi figuriamoci un po'. E quindi niente, praticamente mia mamma ha avuto sempre tanta pazienza che io avevo tutta roba per terra accumulata, poi all'epoca si cominciavano ad accumulare le prime cose in più rispetto a quelle che uno c'era, perché ero stato al suo in informatica, lì avevano già dismesso gli 8086, gli 8088 in favore dei 486, 386 e qualcosa 286, quindi avevo rimediato degli alimentatori perché quei computer 8086 8088 sarebbero andati al macero, e io invece con gli alimentatori degli 8086 8088 li ho modificati e ci ho fatto l'alimentatore per Amiga 500, per il GVP A530 con un solo alimentatore, mentre prima io dovevo alimentare sia il 500 che il coso con due alimentatori, invece in quel caso con uno solo. Poi ho cominciato sempre con lo stesso alimentatore, ci ho attaccato il masterizzatore Scasi, perché io poi sapete, già qua non ce l'ho, sta qui in mezzo CD, ecco, i CD questi li ho masterizzati con l'A530, sono stati masterizzati con l'Amiga 500 col masterizzatore 2x, ecco, quindi cioè quelli sono i backup della BBS, quindi e niente, praticamente con un solo alimentatore di un 8086 8088 io alimentavo il GVP, l'Amiga e il masterizzatore, quindi diciamo poi ho cominciato ad accumulare altre cose, altri mouse, altre tastiere, impicci, imbrogli, cominciavo ad accumulare un sacco di roba, e io lì però c'avevo soltanto la mia stanzetta. Adesso qui c'è una casa, mia moglie è una santa perché mi ha aiutato pure a sistemare tutti i box. Adesso i box sono pieni zeppi, cioè non si chiude neanche la saracinesca, quindi quanto prima bisognerà andarli a mettere a posto, perché ho dovuto liberare un box gigantesco. Liberando un box quasi da 100 metri quadri in 2 da 20 è stato diciamo impossibile, infatti c'è un sacco di roba pure qui nel salone. Comunque andiamo avanti, quindi questo per dirvi ah no, stavamo parlando del bustone, dei bustoni. In un bustone c'era roba da buttare, in un altro bustone c'erano tutti i miei Albatros, tra cui Albatros Ball, Albatros quelli normali con soltanto i due pulsanti laterali senza la pallina sopra, quelli un po' più alti perché l'Albatros aveva fatto, c'erano una decina di joystick di 3 modelli diversi, via, chiamiamoli così. Erano i joystick con cui io giocavo a Los Angeles 84 sul Commodore 64, Girus con cui ho giocato a Winter Games, Summer Games, tutti quanti questi giochi qui, il golf, me ne ricordo tantissimi con quei joystick. E gli dissi a mia madre: guarda, questa è una roba da buttare, e c'avevo il bustone e questo, io vado al lavoro, andai in Ericsson. Quando tornai mia madre aveva buttata la busta con tutti i joystick. Fa niente, diciamo, poi nel tempo l'ho recuperato qualche Albatros, mai tutti quelli che c'erano dentro quella busta, però fa niente, sono cose che succedono. Lì per lì mi arrabbiai, ma che devi fare? Purtroppo erano pure passati già a ritirare la mondezza, quindi non è stato più possibile recuperare un bustone pieno zeppo di joystick Albatros. Che peccato. For peace, for unity. Vabbè, andiamo avanti. Super Game 2000, questo è il numero 6, Super Game 2000 numero 6. Ecco, parli del golf, e qui c'è sta proprio l'immagine di uno che gioca a golf. Ovviamente la grafica non è mai stata così su 64, però non era male. Guardate un po', Formula 64 numero 66. Questo poi anche l'amico di Edicola 8 bit magari se li vede. Oh, questo era molto bello, Superman per Commodore 64, molto bello. Dalle ultime due, Turbo Games Gusto Lungo, molte non me ne ricordo proprio,
posso ricordare tutta sta roba. Adventure Etrusc 64, un cavallo disegnato qui con uno che si riposa, ma vabbè, allora velocissimamente, non so se si può dire un avverbio, io vado a risistemare tutte le cassette, no, conviene metterle così e poi le altre, mica per niente, perché così andiamo a vedere che contiene, che cosa contiene. Vabbè, poi ce le faccio rientrare, così non ci so rientrare. Poi mi gioco a Tetris, un nuovo Tetris per C64 e ce le faccio rientrare queste cassette. Allora, siamo arrivati allo scatolone, questo appoggio qua, mi devo anche sbrigare che tra un po' devo andare a prendere mia moglie al lavoro. Allora, prima cosa che esce qua, forse pure gli Yogi, no, ma questi i DJ non lo usavano. Questa è una cosa, diciamo, che serve per i giradischi, quindi riguarda più un po' Reni J, guardate un po'. Allora, questo veniva venduto con questo attrezzo qui, questa parte qui che vi sto indicando col dito, c'è il biadesivo, vedete questo cerchio, questo andava incollato sul giradischi, ci andava messo questo braccio, questo è un braccio, che davanti c'ha una spazzolina, ok? Questa spazzolina andava a pulire il disco mentre girava, subito prima, anzi appena dopo, uno lo doveva, no, secondo me bisognava metterlo subito prima perché questo andava messo di là e questo puliva subito prima che ci passasse la puntina, ok? Infatti c'è un minimo, un esempio qui di come andava usato, vedete? Andava messo subito prima che la puntina e poi veniva data anche la spazzolina per pulire la puntina, che questa è un po' più difficile da trovare. Questa è una spazzolina che serve per pulire la puntina, ok? Quindi questo è un aggeggio, un attrezzo, tra l'altro c'è pure la messa a massa, questo capo che vedete, la messa a massa, perché andava messo a massa anche questo, anche perché il disco, lo ricordiamo, girando genera elettricità elettrostatica, ok? Quindi sempre i panni elettrostatici per pulire i dischi. Allora, mamma mia la roba che c'è, i ricordi. Questo era un kit di saldatura, guardate un po', kit di saldatura e dissaldatura con la pompetta che è stata nominata da Domenico anche nella sua diretta di mercoledì scorso, Ed on Mars. Andate a seguire EDM, il canale di EDM di Domenico. Questa è la pompetta per dissaldare i componenti, questo è il saldatore con tutto il portasaldatore, c'è anche lo stagno, quindi c'è tutto quanto, la molla qui ci andava messo il saldatore dentro, questo non ho mai usato, lo comprai dalla D-Mail, via Luca Landucci a Firenze, negli anni 90 forse. Qui c'è roba di tutte le ere, guardate pure questo lo comprai alla D-Mail. Questo è un cacciavite particolare perché è a 45 gradi, anzi a 90, perché è proprio così, cioè ti permette di avvitare, vedete dall'immagine, permette di avvitare a 90 gradi. Questo l'avevo preso proprio perché per arrivare in quei posti dove col cacciavite lungo non ci arrivi, questo è un cacciavite a 90 gradi. E quindi con tutte le varie, ovviamente davano tutte le varie punte, questo se io lo avevo, questo l'ho usato, guardate, tra l'altro di qua ci avevo messo lo scotch perché sennò si apriva pure di qua, guardate, ci avevo messo lo scotch, te lo davano con una bella valigetta, vedete, di plastica, questa è vera finta plastica e dentro 2686 punte e questo costicchiava all'epoca, perché non è come oggi che è tutto cinese, tutto si rimediava qualunque cosa, queste cose costicchiavano e questo l'ho usato parecchio proprio per smontare lì dove non si riusciva ad arrivare. Facciamo vedere una cosa che ha menzionato, questo come si vede l'ho usato pure parecchio, questo c'ha la punta che andrebbe cambiata, questo è il classico dissaldatore a pompetta, questo Domenico
Edon Mar su Facebook, EDM su YouTube, andatelo a cercare, l'ha nominata questo dissaldatore. Io poi li conservo sempre così, perché io sono fissato a tenere la roba benissimo. Comunque questo l'ho usato e l'ho riusato, infatti la punta è tutta, ripeto, è tutta rovinata. Usato e riusato, funzionicchiava, era un po' scomodo perché con due mani, era molto scomodo da usare sto attrezzo, perché per premere la pompetta dovevi tenere con una mano il saldatore, con l'altra mano premere la pompetta. Molto scomodo sto attrezzo, molto scomodo. Oh, vedi, qui è uscito un vecchissimo mio tester da battaglia, infatti mancano pure i puntali qua, guardate, mancano i puntali. Oh, ma che sta a fa? Non lo so, vedete, ci stanno i due fili, ma questo ancora si accende. Oh, 100 anni ancora si accende. Vediamo un po' se misura ancora. Ecco, vediamo un po' se funziona, va. Sì, si sono un po' stirati i fili, però mi sembra che funzionava. Sì, sono un po' stirati i fili. Oh, ma questo sta fermo da anni, eh. Ecco, funziona. Minchia, queste sono batterie illimitate proprio. Minchia, funziona. Ora ci metto due puntali buoni e questo funziona. Hai capito? Grande. Un tester, ma qui non c'è sta un anno. No, che è QC Passed, non c'è scritto l'anno di fabbricazione qua. C'è qualcosa, Caudion scritto, pericolo, attenti a com'è. Questo è un RTO 1035N. RTO 1035N. E funziona ancora. È incredibile. Vabbè, questa è una cosa più moderna, per modo di dire, perché questo ci avrà le USB vecchissime. Questa è una tripla presa, vedete? Quindi una presa multipla, capirai, 15 euro costava, e USB, doppia USB per ricaricare senza mettere trasformatori esterni. Tra l'altro è fatta anche bene a pipa, in modo che vi occupa proprio pochissimo spazio, perché questa parte qui entra nella presa. Ecco, questo è quello che vi occupa, quindi è molto comoda con le due prese laterali, questa e questa, non tanto questa. E qui ci mettete le USB. Pensa un po' che caspito. Yeah. Guardate che esce fuori qua. Una vecchia cuffia che è della Trust, sì, Trust, col microfono. Questo immagino che ci abbia pure i due spinotti separati come si usava una volta. Non c'è uno spinotto unico questo, vale a capire. Sì, mi sembra di sì. Sì, ce n'è uno rosa e uno verde. Questa ancora ha i due spinotti perché questo è per PC. All'epoca mi sa manco c'erano i cellulari. E infatti il PC ha due spinotti, uno per il microfono e uno per la cuffia. Non è come il cellulare che c'ha tutti in uno. Quindi questa è una vecchia cuffia per PC. Cioè, qui stiamo proprio agli albori. Chi è? Guardate che vi tiro fuori da dentro sta scatola del tempo. Questo non lo sapete mai che è. Guardate un po'. Vabbè, vi faccio vedere pure qua dentro a sto sportello. Mancano le pile. Mancano le pile. Ci andavano due mini stilo, due stilo normali. Due stilo normali. A che cosa serviva questo attrezzo? Questo interruttore laterale on off off on on off serviva per pulire le tastiere. Ok? Questa è attaccata sta tastiera, non so se ce la fate a vedere. Pulivate le tastiere, questo aspirava la polvere dalle tastiere. Ok, qui davanti ci sono tutti i tubicini, vedete? Quindi c'è la spazzola che vi aiuta a muovere la polvere, i tubicini che aspirano, e qui dentro andava a finire tutta la polvere. Questo serve per pulire le tastiere. Tutte cose che compravo o che mi davano, non mi ricordo più. Oh, questo è già è un tester un po' meglio, anche se dentro non c'è. Questo è il tester, mi sa che c'ho giù io. Qua dentro ci stanno tutti. C'è uno dei miei fedelissimi cacciaviti, con questo orbitavo tutto,
e poi ci sono i mammut qua, ce n'ho di tutti i tipi, qualche fusibile, io avevo fusibili da tutte le parti, questo se legge bene RS Components, presi da RS Components, qualche offerta. E questo era un ottimo multimetro digitale. Ok, andiamo avanti. E di questi ce n'ho un vagone, anche se pure qua mi sa che non c'è sta questo. Questi sono i convertitori da IDE, qualsiasi cosa, è serialata a USB. Quindi voi avevate questi hard disk così in mano che non sapevate come attaccarli, prendi, li attaccavi qua e funzionava. Ti davano anche il trasformatore insieme, l'alimentatore, per alimentarli. Ovviamente questi qui da 2 pollici e mezzo IDE avevano l'alimentazione su questi pin qua e quindi sull'adattatore usciva il cavetto per l'alimentatore. Quindi voi andavate ad alimentare questo. Vi sto spiegando questo perché qui dentro sono sicuro che non c'è quello. No, infatti qua dentro l'Indy, se conoscete l'Indy, fa un sacco di cavi e di roba di elettronica quasi come RS Components, però è più specializzata su cavi, spinotti. Simone, se sei ancora collegato, che ti ricordano questi? Ti è? Sdoppiatori RCA, quanti ne volete? Sdoppiatori della cuffia, ti è? Qui da uno spinotto cuffia grande a 2 spinotti piccoli stereo, tutto stereo. Vabbè, qui c'è un po' di spinotti. Oh, guarda qua che c'è. Questi sono gli accoppiatori, li chiamavo, doppia femmina. Servivano, siccome i cavi RCA erano maschio-maschio, se ti serviva un po' più lungo usavi questi e avevi risolto. Io li chiamo gli accoppiatori perché accoppiavano due cavi RCA. Spesso quando andavo a fare il DJ magari mi mettevo il CD un po' più lontano e il cavo non ci bastava e ne univo due. Vabbè, comunque anche questo adattatore SATA, IDE, USB, ce n'ho tantissimi, funzionano benissimo, li uso tuttora, molto buoni. Allora andiamo avanti, dopo già la roba, guardate un po' qua, questa è la docking station, mi sa che c'è ancora qui dentro, sì c'è, questa è una docking station serialata che funziona solo così come la vedete, basta attaccare il cavetto. Guardate, io ce l'ho qui già bella montata, un'altra, perché io le uso tantissimo. Questo è un disco serialata della Seagate, qui basta attaccare questo cavetto e funziona senza nient'altro. Questi si levano e si mettono, leva e metti. È una docking station molto comoda se uno ha tanti come me, ha tanti dischi pure da provare, da copiare, prendi, stacchi, attacchi e vai. Plug and play, plug and go, tutte cose che c'erano quando c'era Amiga, se si fossero inventate a stu USB Universal Serial Bus. Poi quando affronteremo gli argomenti un po' più in dettaglio parleremo anche della presa USB, di come funziona, di perché è stata inventata e della versatilità enorme e dai problemi che ci ha risolto la presa USB. È incredibile, perché noi prima avevamo il mouse PS2 a tastiera a 5 punte magari, quindi, oppure il mouse seriale, tastiera a 5 punte, poi avevamo la stampante parallela ed 2000 tipi di prese diverse, 2000 cavi, siamo diventati matti. Invece con l'USB abbiamo uniformato tutto, tastiera, mouse, metti un hub USB, ci attacchi hard disk, tastiere, mouse, webcam, tutto ci attacchi. Cioè, prima le webcam, i scanner erano paralleli, scasi, era complicatissimo attaccare le periferiche ai computer. Adesso basta che hanno l'USB 1, 2, 3, poi vedremo, la differenza è solo la velocità. In soldoni la differenza tra i vari USB è solo la velocità di trasferimento dati, e quindi le USB ci ha risolto un sacco di problemi. Prima avevamo la PMCI sui portatili, guardate, questa è un'altra docking station, parlando sempre di USB, questa pure è IDE serialata, tutto quanto, all in one, HDD docking station, e qui metti gli hard disk, levi gli hard disk, mi pare che c'è sta pure lo spazio per le RAM, sì, davanti c'ha tutte le RAM, SD, micro SD, le compact flash di una volta, poi una volta, prima di arrivare allo standard della SD, ragazzi, ci sarebbe da dire anche sulle memorie,
perché pure lì siamo passati da diversi standard. C'era la Ericsson che aveva la sua, la M2 là, che poi la usava pure la PSP, la PlayStation portatile. Questa mi potrebbe tornare utile, perché mi si rompono come niente le schede video. L'unica cosa che si rompe dentro i miei PC, ne ho già cambiate tre, una nel PC giù che fa la radio. Ah, a proposito della radio, www.twitch.tv/Reni_J, e lì vi andate a sentire la mia web radio H24. C'è un PC che trasmette, ce l'ho giù in sala hobby, trasmette H24. Questa è una bella Sapphire, tra l'altro 2 GB, vedete c'è il pallino su 2 GB, per fare quello che devo fare io va più che bene, quindi è molto buona. E c'ho pure TE, questa è una Gainward, è una GeForce 210 con 1 giga però di DR3, una Gainward. A me tanto non mi serve che sia accelerata, a me mi serve con OBS, quindi OBS vedete che gira su sto PC pure che è un coccio. Ah, guardate un po' qua che c'è, questo può essere interessante. Scarte HDMI to HDMI. Andiamo a vedere un po'. Mazza, tutto di metallo questo. Questo lo compravo per qualche motivo, Sto sballando, nuovo. Coaxial audio power. Oh, questo davvero c'ha la SCART come input. Quindi qua ci possiamo attaccare un Commodore 64, un'Amiga, qualunque cosa ci abbia un video composito, un S-Video in uscita. Tanto ci sono le spine SCART, ce l'abbiamo tutti quanti, quelle che da una parte hanno la SCART e dall'altra hanno l'S-Video e tutti i vari spinotti di ingresso audio e tutto quanto che si possono commutare in e out. C'è un interruttore sopra, quelli ce l'abbiamo tutti quanti un po'. E questo è ottimo perché mi esce, ecco, HDMI, lo attacchi a un PC moderno e qua ci attacchi una SCART qualsiasi, pure un videoregistratore, un lettore DVD che c'avevano la SCART. Oh, questo è molto buono, chissà per quale motivo lo comprai. Ma poi è tutto di metallo, tutto di metallo, pesa un accidente sto coso. Molto buono, secondo me lo comprai perché forse per attaccare il videoregistratore, non lo so. Poi io lì ho risolto perché pure la Wii è un video composito, io ce l'ho attaccata pure sul televisore. Comunque questo molto comodo, lo aggiungo al grande video console 2 che vi ho fatto vedere in una delle mie dirette, dove trasforma da SCART o video composito a VGA. Questo invece trasforma da SCART e HDMI a HDMI. Veramente comodo sto attrezzo, veramente comodo. Sono tutte cose che mi scordo pure di avere perché troppe ce n'ho. Guardate qua che c'è, alimentatore universale per PC portatili, monitor, quello che volete, Antol. Tra l'altro c'è disegnata pure la macchina perché va bene pure in macchina questo, quindi c'ha la presa dell'accendino e infatti ve lo fa vedere pure qui. Potete usare questo caricabatteria sia a casa che in auto, ok? Quindi molto comodo questo Antol, c'ha 2000 spinotti, come vedete stanno disegnati pure qui, 2000 spinotti. Mi sono trovato molto bene con questa marca, 100 watt, e c'è scritto va bene per i laptop, va bene per i monitor, 100 watt, tanto i monitor oramai insomma, siamo quasi arrivati, vedi qua che c'è, non so è nacchere, vediamo chi la riconosce, chi c'è in chat, chi la riconosce. Questa è la pinza per crimpare questi. Cosa sono questi? I cavi di rete e i cavi telefonici. Allora, questa pinza è in grado di crimpare a 4 pin, a 6 pin e a 8 pin. Infatti guardate, ora ve la faccio vedere bene. Guardate che spettacolo questa pinza. Vabbè. Allora, qui c'è scritto, vedete, 4, 6 e 8. Quello 8 è questo qui più in basso. Poi c'è da una parte 4 e da una parte 6.
praticamente quello a 6 pin è il cavo telefonico normale a cui noi connettevamo il telefono, ok? Quello a 4 pin si usava per la cornetta, dalla cornetta al telefono era a 4 pin, e a 8 pin è il classico cavo di rete, ok? A 8 fili. E poi adesso per il telefono ce ne bastano solo due perché è tutto digitale, infatti si usa normalmente il cavo bianco e rosso per il telefono, ma comunque questa viene tra l'altro da RS Components, c'è scritto anche RS qui sopra, ed è molto molto buona questa pinza. Ci ho lavorato tantissimo con questa pinza, ci ho fatto un sacco di cariche. Cioè, questo è il contenitore di un rullino per macchine fotografiche, diciamo, chiamiamole macchine fotografiche analogiche per distinguere da quelle digitali. Una volta si tirava via il rullino dalla macchinetta fotografica, lo si rimetteva qui dentro perché veniva venduto qui dentro, lo si rimetteva qui dentro, lo si portava dal fotografo a sviluppare, ok? Io qui dentro ovviamente adesso, come la maggior parte delle persone, ci tengo, ecco, tutte le vitarelle che mi possono essere utili. Diventato portaviti, però è il portarullino degli anni 80-90, perché anche negli anni 90 ancora avevamo questi. Noi non ci scordiamo mai che alla fine degli anni 90, primi 2000, ci sono state le prime macchine fotografiche digitali, le prime webcam che facevano delle foto grandezza francobollo, e questo era ancora l'unico sistema per fare delle foto decenti. Dai, ne mancano due o tre cose. Questo è ancora imballato, ovviamente la conoscete tutti. Questa è la pistola per la colla a caldo, venivano date anche delle colle pure di diverso colore, giallo e bianco. Io con questa colla a caldo non mi ci sono mai trovato, ce n'ho 2000 di pistole, però si stacca. A me dopo un po' di tempo prende e si stacca, non attacca bene. Qua c'è un vecchio mouse ottico dell'HP, ma l'HP come lo usavo con quali PC, poi vedremo pure i PC. Questo è un mouse ottico dell'HP, USB tra l'altro, incredibile, USB, me l'aspettavo PS2. E qui c'è una vecchia scheda audio USB con tanto di prolunga, chissà dove l'ho usata, vedete, è tutta sporca sta prolunga. Questa c'ha due entrate e due uscite, quindi è molto comoda questa scheda fatta così, molto molto comoda. Se voi dovete attaccare due coppie di casse, le attaccate qui alle prese verdi, oppure potete attaccare due microfoni alle due prese gialle, vedete? E questa viene riconosciuta in automatico da Windows 7, da Windows 10 automaticamente. E poi qua ci sono anche i pulsanti, qui potete sia alzare e abbassare il volume, mettere il mute al microfono e mettere il mute direttamente alle casse, ok? Ci sono diversi tasti, molto molto comoda anche questa perché è molto compatta come scheda audio aggiuntiva. Ci potete connettere un mixer tranquillamente, andate a regolare i volumi da Windows e praticamente potrete registrare il vostro DJ set se siete dei DJ, ok? Allora saluto anche Marco e niente, io qui praticamente, come vedete, abbiamo visto tutto, non c'è più niente, c'è il mouse e la pistola che ci ho messo oggi prima e la scheda, vedete? C'è più niente, guardate, vuota. Quindi oggi abbiamo visto parecchio materiale che è uscito fuori da, diciamo, in realtà da parecchie scatole del tempo, da parecchie capsule del tempo. Io le ho riunite io tutte quante dentro questa scatola appunto per farvele vedere più facilmente. Abbiamo visto i joystick Tencolec, i grandi Tencolec, ma questi comunque, se ancora ce l'abbiamo, non solo io ma anche altri ho visto che trattano retro computing che ce l'hanno, vuol dire che tanto male non erano poi alla fine sti Tencolec, c'hanno 100 anni, pure ventose sotto, qua, ventose, devo provarle queste ventose per non farlo muovere. Mi fa piacere farvi rivedere questo gioco perché quanto ci ho giocato io sul Commodore 64 con sto gioco, una cosa spettacolare sto gioco.
Silent Service. Va bene, detto questo, sono le 11:19 del 25 ottobre 2021 e io, come sapete, alla fine delle mie dirette faccio sempre un po' di pubblicità. Anzi, oggi voglio approfittare, se ci riusciamo, vediamo un attimo, c'è ancora qualcuno connesso, vi voglio far vedere un gruppo che ho creato da poco sia su Facebook che su Telegram. Ok? Il gruppo, ovviamente, vista la mia passione, non aveva ancora un gruppo e allora l'ho chiamato Retro Computer World. Ok? Allora, adesso ve lo faccio vedere brevemente. Condivido questo. Ok, perfetto. Allora, questo è Retro Computer World by class74.it, che è il mio sito principale, quindi adesso a breve metterò anche il link a questa pagina Facebook direttamente sul sito class74.it. Adesso vi sto rivedendo un po' tutti quanti i siti e comunque qui ci trovate tutto ciò. Piano piano lo sto inserendo, però ci ho già messo una marea di roba che Amazon c'ha e che riguarda il retro computing, compresi cappellini, tazze, gadget in generale, ma compresi anche pezzi di ricambio per console, insomma, quello che io riesco a trovare lo metterò sempre qui. Guardate, qui c'è un bel cappellino Atari, la bella maglietta, però c'è pure, ecco, questo videogioco portatile, l'Atari Mini Arcade, con 5 giochi, 30 euro, cliccate qui e ve lo portate a casa. Altri videogiochi sempre Atari, questo è anche un altro portatile, con 70 giochi. Questo è un altro portatile con il Pac-Man, 50 euro. Atari Flashback 7, 101 giochi, questa è la versione francese. Poi ci sono, ecco, come vedete, anche i cavi. Questo è il cavo audio e video per il Sega Mega Drive 2, quindi da qua c'è la presa del Sega Mega Drive 2, qui c'è le uscite, queste due sono audio e questa gialla è il video. Ok, questo invece è un tagliere, perché fa sempre parte dei gadget, come vedete. Commodore 64 è un tagliere da cucina, cioè fanno di tutto. Questa è una bella maglietta Commodore 64, un cappellino non con la visiera, quindi non sportivo. Questo è il berretto, proprio quello che si chiama esattamente il berretto. Questa è un'altra maglietta, tutti i colori a scelta. Libri, perché ci sono una marea di libri sia in inglese che anche in italiano. Ci sono tanti libri che riguardano il retro computing. Parecchi l'ho trovati per la Commodore. Ecco, l'alimentatori, ho messo tutti gli alimentatori. Questo è per il 128 in questo caso, come leggete qui nella descrizione, è per il Commodore 128. Questo è l'alimentatore sostitutivo del 128. Un'altra maglietta vado veloce, un libro, Back into the Storm, questo è in lingua inglese, andate sempre a vedere la descrizione perché spesso, come vi dico, sono in lingua inglese. Questo è il grande libro di Ivan Venturi della Simul Mondo. Lui ha fatto F1 Manager, come vedete. Questa è l'immagine di F1 Manager per Commodore 64. Chi è di noi che non ha giocato al grandissimo F1 Manager per Commodore 64? Ecco, questo è il libro che lui ha scritto, Ivan Venturi, Memorie a 8 bit, vita di videogiochi. Poi c'è questa che è una borsa che può essere utile pure per andare in fiera. Uno dentro ci mette l'acqua, ci mette diverse cosette e c'è scritto Commodore 64, quindi per andare in fiera non è male. Questo è il cavo audio e video che va bene anche per il Commodore 64, perché il Commodore 64 utilizza lo standard DIN a 5 punte. Ok? Quindi calcolate che l'audio del Commodore 64 è mono, quindi va bene anche questo qua, questo che c'ha il video e l'audio. Quindi questa è una scatoletta di plastica con la scritta Commodore 64 sopra. Fanno veramente di tutto. Ecco, questo è un cavo RCA, c'è scritto per Sega Genesis, però mi pare di aver visto che questa sempre è una presa DIN a 5 punte, quindi dovrebbe andare bene pure per Commodore 64. Questo è l'alimentatore per Commodore 64, tra l'altro con il display digitale OLED addirittura qui davanti, quindi cambiano le scritte qui davanti. Poi questo è un altro libro, quindi vi invito ad iscrivervi numerosi a questo gruppo. C'è sia qui su Facebook e c'è anche su Telegram. Su Telegram sì, è questo qua, Retro Computer World.
ecco qua, qui ho pubblicato come vedete le stesse cose. Questo è Telegram. Ma l'ha switchato? Sì. Ah, mi si è bloccato sul cellulare, un attimo solo che mi si era bloccata la diretta sul cellulare. Ok, e quindi qui vedete sono gli stessi articoli che stanno pure qui. Dovete sfogliare verso l'alto su Telegram, mentre qui sfogliate verso il basso. Vedete? Queste sono tutte magliette. Ah, ci ho messo pure qualche Game & Watch che è uscito. Questo tra l'altro costa 60 euro, però questo è Zelda. Sul Game & Watch uscirà il 12 novembre, quindi tra mezzo mese più o meno, poco più di mezzo mese. Ovviamente vale sempre per tutti i preordini su Amazon la prenotazione al prezzo minimo garantito, che vi garantisce che se viene fatta un'offerta da adesso a quando l'oggetto sarà disponibile, voi lo pagherete il minimo storico a cui è andato l'oggetto che avete acquistato. Questo invece è già disponibile, Mario Bros Game & Watch. Questo addirittura è un kit per Raspberry Pi 4 tra l'altro, e ti danno tutto quanto l'occorrente per trasformarlo in un videogioco, tra l'altro pure portatile, perché è molto piccolo. Il Raspberry si presta molto all'emulazione perché è molto potente ma contemporaneamente molto piccolo, cioè è una schedina piccola, versatilissima, perché ci puoi fare talmente tante cose che non ci si crede. E loro hanno fatto la scatolina, tutto quanto, che la fa sembrare un NES, un Super NES, con tanto di porte USB 3.0, c'è tutto, USB 2.0, e quindi ci potete fare tutto, e vedranno pure i joystick qua, tutto quanto, tutto compreso. Costa 153 euro, però poi voi avete la versatilità di un Raspberry Pi 4, compreso di tutta la scatolina, quindi diciamo alla fine non è neanche tantissimo. Questa invece dovrebbe essere solo la custodia, sì, solo la scatolina realizzata con anche la ventolina, ti danno anche il cacciavitino, tutto quanto per metterci dentro il Raspberry Pi 4. Questa è solo la scatolina. Questo è un altro videogioco portatile, che oramai ne ho visti che ce ne stanno tantissimi. Comunque vi invito ad andarvi a sfogliare questo. Ah, questa pure è AMD Don Mario di Domenico, l'ha consigliata anche lui. È una scheda che trasforma il segnale videocomposito in VGA e viene utilizzata molto nei cabinati. Ok? Quindi questa è una scheda molto molto consigliata, GBS 8220, e trasforma il segnale videocomposito di un Commodore 64, di un'Amiga, anche quello che vi pare, e la trasforma in VGA. È un'ottima scheda. Questa è una stazione saldante, c'è sia il saldatore ad aria calda e sia il saldatore normale. Questa è la stazione dissaldante, sempre consigliata. Scusate un attimo mia moglie, Marghe, sto un attimo in diretta, tu hai finito? Te volevo dire che facevo una diretta, ok? Ci vediamo tra poco. Ciao ciao. Sì, ciao. Ok, era mia moglie, tutto in diretta, tutto live, e quindi c'ho ancora qualche minuto, quindi vediamo ancora qualche oggetto che ho messo qua. Guardate che carino questo cappellino. Galaga, ovviamente, non è che... Vabbè, questo è Super Mario, del Nintendo Entertainment System, NES. Super Mario, sempre, Pong, potevamo anche creare Pong. Atari, questo già l'avevo messo il cappellino, magari dopo lo levo. La scritta Ridi del Commodore 64 con lo stesso identico font e il cursore che in questo caso non lampeggia. Guardate pure le tazze, queste sono delle lampade invece, Game Over, una lampada, tazze, un'altra lampada fatta a forma di Tetris. Come vedete questa è una di quelle borracce termiche di acciaio in metallo, è a forma, cioè, hanno stampato sopra il joystick del Nintendo. Questa è a forma di Donkey Kong, la botte di Donkey Kong con il logo di Donkey Kong, è una tazza questa. Questa è una lampada a forma di Pac-Man. Come vedete ci sono tanti oggetti che su Amazon sono difficili da trovare, io divento matto, di solito ne metto 4-5 al giorno, tutti i giorni
così almeno non do neanche troppo fastidio, perché poi se uno comincia a mettere 10, 20, 30 oggetti, uno poi non se li mette neanche a vedere, ma 4-5 al giorno ho visto che è il numero giusto. E quindi c'è pure Devic 20, ci sono tutte queste console che si collegano ovviamente con dentro il MAME. Queste sono le Pandora, come ve lo posso spiegare? Sono gli emulatori dei giochi da sala giochi degli anni 80-90 che si collegano via HDMI a un qualsiasi televisore, e ce ne sono tantissime, una diversa dall'altra. Queste sono portatili, console portatili. Questo è il Jerry, questo è molto comodo perché vi permette di attaccare un mouse ottico USB del PC al vostro Amiga. Quindi io l'avevo detto in diretta, però dice i puristi, mi piace anche il mouse con la pallina. Per l'Amiga non è mai uscito un mouse ottico. Con questo Jerry voi potete attaccare, tra l'altro è la versione aggiornata, infatti costa un po' di più. Quella che trasformava in PS2 diciamo è un po' più vecchia, mentre invece questa non ha bisogno del doppio scambio, quindi chiamiamola dalla seriale, non è una seriale quella, dalla porta mouse di Amiga al mouse proprio vero e proprio è già USB, ok? Quindi non c'è bisogno di trasformare due volte. Come vedete il mouse, vedete da questa immagine, ecco, il mouse USB va direttamente dentro al Jerry, e poi il Jerry va attaccato all'Amiga, e quindi così avete risolto il problema dei mouse. Io per esempio sono sicuro che uscirà prima o poi la scatola con tutti i mouse di Amiga, però non l'ho trovata. Io per esempio ho trovato in soffitta, mettendo a posto, uno scatolone grosso, ma veramente grosso, pieno di tutti gli alimentatori degli Amiga, quindi dell'Amiga 1200, del 600, del 500, che poi c'ho il 500, il 500 Plus, ce n'ho diversi, e quindi c'era uno scatolone pieno di tutti questi alimentatori. Poi, come vi ho detto, io molti non li ho più neanche usati, perché usavo quelli là degli 8086 e 8088, quindi ecco, vedete un'altra Pandora, io le chiamo Pandora. Questo è un joystick per Commodore 64 a micro switch, costicchia 40 euro, però è un bel joystick. Ecco, questi sono tutti i pezzi di ricambio per costruirselo. Un bel joystick multitasto. Ovviamente i multitasti non venivano usati con Amiga Commodore 64, ma con le console. Come vedete questi vi danno tutto il kit, compreso di manopole, cavi, tutto compreso a 48 euro. Diciamo che su Amazon si trova parecchio materiale, e io ve lo voglio, diciamo, ordinare, organizzare in una sola pagina, in un solo canale Telegram. Quindi torniamo a noi, così ci salutiamo, che si fa tardi. Scusate se la transizione, purtroppo devo prima mettere la finestra di OBS. Come avete visto io utilizzo OBS, e poi posso fare la transizione. E niente, praticamente la diretta finisce qui. Io vi invito, come al solito, www.legolando.it, il sito dedicato ai Lego. C'è anche sia il canale Telegram e sia la pagina Facebook, sempre Legolando si chiama. Classe74.it lo trovate sia su Facebook sia su internet, www.classe74.it, e sia su Telegram. Ok, poi c'è Star Wars Store, www.starwarsstore.it, lo trovate sia su internet, su Telegram ancora non c'è Star Wars Store, però su Facebook c'è. E poi c'è Renny J Store, che è un negozio dedicato prettamente all'audio e alla musica, amplificatori, casse, lo dico sempre, giradischi, quello che vi pare. Andate su Renny J Store, lì trovate un sacco di materiale, ed anche i vinili. E c'è sia su Telegram che su Facebook, mi piace parecchio, il mondo del vinile. Andate a cercare il mondo del vinile sia su Facebook che su Telegram, perché lì io ci ho messo, già sto a migliaia di titoli inseriti sul mondo del vinile, cioè ne ho messi proprio tanti di dischi, e sto mettendo adesso quelli che escono a fine di questo mese, quindi 28-29 ottobre, e quelli che usciranno anche di vinili entro il 12 novembre, quindi andateli a consultare, perché io ne metto anche lì 4-5 al giorno tutti i giorni.
è molto facile vedere 4-5 post, non ci vuole neanche tanto. Se c'è qualcosa che vi interessa, cliccate direttamente e procedete all'ordine, non è per niente complicato. Ok? Detto questo, io vi ringrazio, sono le 11:35, abbiamo fatto circa un'oretta di diretta, un'oretta e 10. Mi ha fatto piacere avervi qui, mi ha fatto piacere che mi avete seguito, vuol dire che diciamo la cosa piace, e quindi vi do appuntamento. Allora, attivate la campanella su YouTube, perché io non ho mai orari per fare dirette. Oggi ho avuto, ecco, un attimo di tempo e ho fatto la diretta, no? Ho preso la palla al balzo e ho fatto la diretta, infatti non ho avuto neanche il tempo di cambiare i loghi, questi, e non riesco a indicarli. Vabbè, quello a forma di disco e quello a forma di back to the vinyl, perché è stata tutta improvvisata questa diretta, l'ho fatta al volo. Quindi attivate la campanella. Facebook invece vi notifica lui che io sto in diretta, e quindi ci vediamo alla prossima diretta. Grazie mille a tutti, grazie mille, e alla prossima diretta di Reni J. Ciao, seguite tutti i canali che vi ho detto, c'è Simone Yogi, c'è l'amico Luca Cusani, tutti da seguire, Domenico e Edon Mars, e DM. Io poi tutti i nomi me li scordo purtroppo, quindi andate a seguire anche quel video che vi ho detto all'inizio della diretta di non mi viene, vabbè, purtroppo poi me li scriverò, così ve li dico bene. Ok, seguite tutti gli amici di Retro Computing, così Nostalgia 8090, ecco. Quindi andate a vedere tutti i loro video. Ok? Grazie per avermi seguito, alla prossima. Ciao a tutti.